Si erano appostate domenica nel parcheggio di un centro commerciale di Fonte in mano un cartello nel quale spiegavano di essere sordomute e di essere impegnate nella raccolta fondi per una struttura che si occupa di bambini affetti proprio da sordomutismo. In alcuni momenti le richieste di un'offerta si erano fatte insistenti, al punto da spingere dei clienti a chiedere l'intervento dei carabinieri di Asolo, che giunti sul posto hanno subito verificato che le due ragazze di 20 e 24 anni senza fissa dimora di origine romena potevano sentire e parlare senza problemi. Addosso alle due militari hanno trovato 14 euro che erano appena stati donati da un pensionato e da un operaio della zona, inconsapevoli di essere le prime vittime della giornata delle due giovani che sono state denunciate per truffa in concorso. Secondo le prime indagini sembra che le ventenni non siano nuove ad azioni simili e che si siano rese responsabili di altri raggiri in alcune province del nord Italia.